Uccide la compagna e la figlia della donna e poi si spara, Mussomeli sotto shock. Un nuovo strumento al comune di Agrigento permette ad entrambi i genitori, anche se separati, di partecipare alla vita dei figli. Incontro al comune con l'ASP, turisti in arrivo per il Capodanno cinese e per il mandorlo, il gruppo della Cina non parteciperà alla kermesse. Nella corsa per il nuovo sindaco spunta anche il nome di una donna, è Daniela Catalano, attuale presidente del Consiglio Comunale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Doppio femminicidio a Mussomeli. Uccide la compagna e la figlia della donna e poi si spara. C'è il servizio. Una tragedia scuote Mussomeli, centro montano della provincia di Caltanissetta. Le vittime sono Rosalia Mifsud, 48 anni, conosciuta come Rosi, e sua figlia Monica Di Liberto, di 27. Sono stati i fidanzati di Monica e i vicini di casa ad avvertire i carabinieri che hanno trovato le vittime in un lago di sangue. La donna era in camera da letto, la figlia poco distante, uccise entrambi con 5 colpi di pistola, come stanno ricostruendo i carabinieri di Mussomeli. All'ingresso il corpo senza vita di Michele Noto, 27 anni, accanto alla pistola per cui aveva un porto d'armi. Alla fine un ultimo sparo, il suicidio. Non si era rassegnato alla fine di una relazione che viveva di alti e bassi. Per questo motivo l'uomo è andato a casa dell'ex compagna in via Santa Maria Annunziata e l'ha uccisa. Ha sparato pure alla figlia, che era contraria alla relazione, considerata la differenza di età tra Michele, 27 anni, e Rosalia, che ne aveva 48. Probabilmente l'uomo, che lavorava saltuariamente in un'agenzia di pompe funebri, avrebbe atteso il ritorno a casa, spiando dalla sua abitazione poco distante nella stessa via. La donna aveva passato la sera a casa di un'amica dove stava svolgendo dei lavori tessili fino alle 23. In seguito è rientrata nell'abitazione al primo piano anche la figlia. A mezzanotte il gesto dell'uomo. Abbiamo sentito prima 5 spari, raccontano i vicini, poi altri 5 e infine dopo 10 minuti un altro solitario colpo. Secondo i vicini che avevano passato la serata con la donna, lei era tranquilla, non si aspettava una visita da parte dell'uomo. La loro relazione andava avanti con diversi problemi, tanto che c'erano state discussioni nell'ultimo periodo. Causa delle liti sarebbe stato il no della relazione della figlia, che lavorava come estetista. Ieri sera, dopo le 23:30, l'epilogo drammatico. L'uomo si è presentato a casa per chiedere l'ennesimo chiarimento, ma questa volta aveva una pistola, che ha subito mostrato facendo fuoco. A scoprire i 3 cadaveri è stato il fidanzato di Monica Di Liberto. Insospettito dal silenzio su WhatsApp, ha capito che stava accadendo qualcosa di terribile nell'abitazione di via Santa Annunziata. Si erano sentiti su WhatsApp, spiegano gli investigatori. La ragazza gli aveva detto della presenza di Noto in casa. Poi le comunicazioni si sono interrotte. Preoccupato per non aver più ricevuto notizie dalla fidanzata, il ragazzo ha contattato il fratello della vittima, un 21enne, e insieme sono corsi nell'appartamento. Nelle camere da letto i corpi senza vita delle 2 donne e di Noto. Anche ad Agrigento arriva il registro della biogenitorialità. Grazie a questo strumento un minore potrà essere registrato su richiesta di almeno uno dei 2 genitori e questi potranno ricevere le stesse informazioni di nuovo. Il Comune ha predisposto la modulistica per la doppia genitorialità, un fatto sicuramente importante. Ecco, quali vantaggi? Lo scorso ottobre il Comune di Agrigento ha approvato il regolamento del registro della bigenitorialità. In questi mesi sono stati predisposti i moduli, il registro e la stampa dello stesso registro è in corso, mi dicevano poco fa l'assessore, la consigliera Carlisi, è in stampa in tipografia, quindi fra qualche giorno sarà disponibile il servizio presso l'ufficio anagrafe del Comune di Agrigento. Quindi entrambi i genitori, anche individualmente, potranno accedere all'ufficio per annotare il doppio domicilio legato al proprio figlio, ovvero il proprio figlio sarà domiciliato sia presso la casa della mamma quanto quella del papà, anche in caso di separazione, perché stiamo parlando di bambini, figli di genitori separati o divorziati. Questo per ottemperare una norma nazionale, no? Sì, è una volontà del Comune. Molti comuni, ormai sono centinaia in tutta Italia, hanno
predisposto questo registro, in quanto la legge nazionale per certi aspetti molti ritengono che sia carente sotto il profilo della bigenitorialità. Pertanto molti comuni si sono mossi autonomamente in funzione ovviamente di disposizioni di legge che lo consentono. Ecco, voi come associazione offrite altri servizi? Noi offriamo, sì, certo, ascolto e consulenza a tutti i genitori separati o divorziati in condizione di disagio appunto a seguito della separazione. In questi giorni stiamo predisponendo la nostra sede anche ad Agrigento, abbiamo fatto istanza a determinati enti, appena saremo pronti potremo annunciarlo ovviamente, e siamo disponibili appunto per aiutare, siamo un'associazione senza fine di lucro ovviamente, aiutare le famiglie in difficoltà. Ecco, una breve screening sulla situazione di Agrigento. Ad Agrigento ci sono molte più separazioni e divorzi di quanto probabilmente si immagina. Mensilmente il Tribunale di Agrigento rilascia dei report e sono pubblici, si possono andare a visionare sul sito del Tribunale, e queste situazioni certamente comportano un grave disagio per tutti i bambini. Pertanto la garanzia di rispettare il loro diritto alla bigenitorialità, a mio parere, deve essere sempre garantito e sempre più all'ordine del giorno della società di oggi. Cassette di pesce avariato o comunque conservato in modo inadeguato, sopra le quali erano ammassati sacchi di immondizia e altri rifiuti che contaminavano anche i prodotti alimentari. Dopo la macabra scoperta, i carabinieri hanno sequestrato 80 kg di pesce avariato e 120 kg di immondizia. È accaduto a Porto Empedocle, vediamo. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno svolto mirati controlli in tema di sicurezza alimentare, in particolare dedicando attenzione al fiorente mercato ittico della cittadina marinara. Dal produttore al consumatore, alimenti a chilometro zero, ma il problema, come hanno scoperto i carabinieri di Porto Empedocle, è quello che accade nel trasporto lungo la strada. Durante alcuni di quelli che sono i numerosi controlli alle aziende ittiche empedocline, i militari hanno ispezionato i veicoli usati per il trasporto del pesce. Su 2 di essi in particolare hanno trovato pile stipate di cassette di pesce avariato o comunque conservato in modo inadeguato, sopra le quali erano ammassati sacchi di immondizia e altri rifiuti che contaminavano anche i prodotti alimentari. Dopo la scoperta, i carabinieri hanno sequestrato circa 80 kg di pesce avariato e 120 kg di immondizia, mentre per 4 persone, conducenti dei mezzi e proprietari delle ditte individuali, è scattata la denuncia a piede libero, oltre a sanzioni amministrative per quasi 10.000 euro. Nei prossimi giorni il materiale sequestrato verrà distrutto con le fiamme. I controlli proseguiranno per evitare assolutamente che sulle tavole degli empedoclini e degli agrigentini in genere venga consumato pesce non di qualità. Meno di un mese fa i militari della compagnia di Agrigento avevano sequestrato un ovile degli orrori a Raffadali. In quel caso la materia prima oggetto di sequestro era stata latte e prodotti caseari. Tavolo tecnico ieri a Roma sull'isolamento viario dell'area interna dell'Agrigentino, in particolare quella dei Monti Sicani. Arturo Cantella. Si è svolto a Roma un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei sindaci Francesco Cacciatore, Francesco Martorana, Milko Cinà, Giovanna Bubello e Mimmo Gueli. I temi affrontati con il vice ministro e l'onorevole Filippo Perconti è stato quello del problema dell'isolamento geografico del territorio sicano e la necessità di dotare l'area interna dell'Agrigentino di una viabilità adeguata alle esigenze dello sviluppo del territorio. Al tavolo tecnico ha anche partecipato il direttore regionale dell'ANAS Sicilia, ingegnere Meli. Il confronto proseguirà il prossimo 7 febbraio all'assessorato regionale infrastrutture con l'assessore Falcone alla presenza del vice ministro. Un incontro sicuramente importante a cui hanno partecipato i sindaci della zona montana, il sindaco di Alessandria della Rocca, di Cianciana, di Santo Stefano e il sindaco di Santa Elisabetta. Era presente pure il dottore Mele, il dirigente regionale dell'ANAS, il vice ministro Cancelleri e l'onorevole Perconti. Abbiamo fatto un punto della situazione, ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana all'assessorato infrastruttura a Palermo con l'assessore Falcone. Sicuramente
questi sono dei passaggi fondamentali per cercare di mettere le basi affinché si possa uscire dall'isolamento. Bisogna anche dire, a ragione del vero, che il governo Musumeci è stato vicino a questo territorio con il finanziamento della Bimola Luccasicola per 3 milioni, per il milione in più che ha messo, diciamo, per la strada Bivona Palazzo Adriano, e anche per la risposta immediata che ci ha dato l'assessore Falcone proprio qualche giorno fa, inserendoci nell'APQ per il finanziamento di 1,5 milioni di euro per la Cianciana Ribera, dal chilometro 100 al bivio di Cianciana. Quindi siamo soddisfatti di questa grande attenzione, che non è solamente un'attenzione che arriva dopo la manifestazione del 25, ma è un'attenzione che già abbiamo avuto già da qualche anno, e quindi ci riteniamo soddisfatti di questi momenti, diciamo, dove al centro c'è proprio il cercare di far uscire dall'isolamento specialmente quei comuni dell'entroterra che hanno grandi difficoltà a raggiungere i punti di primo soccorso, e la prossima settimana avremo nel nostro territorio l'assessore Razza, che già ci ha dato una risposta importante medicalizzando l'ambulanza di Cianciana. Finalmente, dopo tantissimi anni, dopo un'assenza completa della politica regionale su quel territorio, si stanno dando delle risposte concrete per dare la possibilità ai cittadini di avere le stesse opportunità degli altri. Le attività investigative scaturite dal controllo economico del territorio, nel corso del quale erano state scoperte 2 attività commerciali riconducibili ad altrettanti soggetti completamente abusive, anche se successivamente regolarizzate mediante l'apertura di partita IVA, hanno portato i finanzieri, dopo approfonditi accertamenti, a scoprire che le mogli dei titolari delle attività in nero individuate beneficiavano l'una da giugno e l'altra da aprile 2019 rispettivamente di 1.140 e 1.050 euro al mese come reddito di cittadinanza, somme non spettanti in quanto all'atto della presentazione dell'istanza avevano entrambe omesso di dichiarare le attività commerciali dei relativi coniugi. Per tale motivo le 2 donne sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e nel contempo, oltre all'immediato blocco delle carte prepagate, è stato avviato l'iter per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca di cadenza del beneficio e recupero da parte dell'INPS delle somme indebitamente percepite. L'attività di servizio conferma la fondamentale importanza del ruolo di polizia economico-finanziaria affidato al Corpo della Guardia di Finanza, a contrasto di coloro i quali, accedendo indebitamente a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, sottraggono importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di bisogno. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Nella corsa per il nuovo sindaco di Agrigento spunta anche il nome di una donna, il primo in questa campagna elettorale, più di un'indiscrezione in realtà. Da alcune settimane si sta infatti lavorando alla candidatura dell'attuale presidente del Consiglio Comunale Daniela Catalano, che potrebbe raccogliere i voti dell'area centrista, di quanto rimane dell'ex area Alfano, e raccogliere l'appoggio di alcune realtà associative. La diretta interessata in questo momento non conferma né smentisce, ma gli esploratori sono stati effettivamente sguinzagliati al fine di verificare la fattibilità della cosa, che significa molto banalmente individuare i voti e l'eventuale appoggio di liste ed elettori a un progetto trasversale anche rispetto alle attuali candidature. Questo in un momento in cui il centrodestra annuncia di aver trovato alla fine l'unità, pur perdendo definitivamente l'accordo con Roberto Di Mauro, che rimane concentrato su Franco Miccichè come unico candidato possibile. Alla Camera di Commercio di Agrigento iniziativa sul tema della transizione energetica, dunque il passaggio dall'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a fonti rinnovabili verso economie sostenibili con l'adozione di tecniche di risparmio energetico. L'iniziativa si intitola Clean, energia pulita. Arturo Cantella. Continuano gli incontri del progetto Kim Safri sull'energia alternativa. Come Camera di Commercio noi siamo orgogliosi perché Agrigento è una delle prime a portare avanti questa tematica e abbiamo la fortuna di avere il professore Cellura
che in questo convegno darà spiegazione insieme ai suoi colleghi su questo progetto e sul futuro dell'economia. Quindi siamo orgogliosi e auguriamo buon lavoro a tutti gli intervenuti. Professore Cellura, lei è referente nazionale del progetto che spinge verso l'autonomia energetica, ma ci sono addirittura alcune isole come Salina che è un obiettivo raggiunto. Ecco, sarà possibile anche in altre zone? Allora, faccio un brevissimo inciso. In questo momento in Europa, grazie all'impulso della Commissione europea, si parla di New Green Deal, cioè c'è un accordo per decarbonizzare l'Europa da qua al 2050, quindi ridurre drasticamente, addirittura annullare il contenuto di carbonio. Questo implica una transizione energetica, una rivoluzione tecnologica che è in atto e che dovrà rafforzarsi. Tutto è possibile, però chiaramente bisogna attrezzarsi, ma col principio di non lasciare dietro nessuno, no one leave behind, che è proprio il tema di una giusta transizione, quindi uscire dalle fonti fossili per abbracciare le rinnovabili, le soluzioni, la decarbonizzazione, la distribuzione dell'energia, la resilienza, accrescere la capacità di sicurezza, sono tutti temi interconnessi che possono essere vinti grazie ad una sfida corale rispetto alla quale tutti i soggetti interessati possono dare un contributo. Quest'oggi noi discuteremo di queste tematiche all'interno di questo gruppo di lavoro che contribuisce a implementare e attuare quelli che sono i contenuti del SET Plan, che ricordo è l'ambizioso piano di decarbonizzazione che l'Unione Europea ha messo a punto per fronteggiare queste sfide. Gli altri partner? Il CRIMSAFRI ha visto come partner principali la Regione, il CNR, l'Università di Palermo ovviamente, e il Malta College of Art and Science e un'agenzia energetica regionale maltese. Dopo 4 anni dalla fine delle attività sperimentali si continua a lavorare in questo settore, si continua a divulgare, informare e formare in questo contesto che penso sia veramente nevralgico per il futuro dell'economia europea e anche di questo territorio. Si è parlato anche di coronavirus ieri al Comune di Agrigento durante il faccia a faccia tra il sindaco Lillo Firetto e i vertici dell'azienda ospedaliera. Quest'anno non c'è soltanto il mandorlo in fiore quale evento di richiamo, ci sono stati anche gli accordi della Via della Seta, ci saranno le iniziative per i 2600 anni della fondazione di Akragas e ci sono dei turisti cinesi che hanno prenotato in B&B della città per il Capodanno cinese. Tanti titolari di B&B mi hanno già chiesto come si devono comportare, ha spiegato ieri il sindaco Firetto a margine dell'incontro con i vertici dell'ospedale. In municipio è venuto anche responsabile di epidemiologia. C'è un protocollo avviato a livello nazionale, tutti stanno seguendo un iter a partire dall'interno degli aeroporti, quindi il monitoraggio delle condizioni di salute viene fatto proprio a monte. Il comune si terrà in costante aggiornamento con i vertici dell'ASPA, assicura il primo cittadino. E il direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta spiega: avevamo previsto di invitare un gruppo proveniente dalla Cina che aveva dato l'adesione, ma ci fanno sapere che a causa del problema sanitario non potranno partecipare. Agrigento ospiterà oltre 1100 persone soltanto per le delegazioni internazionali dal 28 febbraio al 9 marzo, i giorni della 75esima edizione del Mandorlo in Fiore. La macchina organizzativa della Kermesse si è già messa in moto, fra le altre cose anche per garantire la piena accoglienza e ristorazione per tutte le delegazioni. Il Parco Archeologico, con in testa il suo direttore Roberto Sciarratta, ha diramato un avviso pubblico esplorativo per una fornitura di servizi alberghieri. L'importo massimo del corrispettivo previsto è di 25 euro pro capite al giorno in regime di pensione completa. Gli interessati dovranno formalizzare istanza a mezzo posta elettronica entro il 19 febbraio. La Valle dei Templi di Agrigento e il Teatro Antico di Taormina figurano fra i primi 7 siti più visitati d'Italia, prima ancora del Museo Egizio e della Venaria Reale di Torino, della Reggia di Caserta e di Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli. Al top anche Siracusa, la Villa del Casale in Piazza Armerina, i parchi di Segestes e Linunte e il Chiostro di Monreale. I dati sono stati diffusi dal Dipartimento regionale dei beni culturali guidato da Sergio Alessandro dopo che il Ministero dei beni culturali nei giorni scorsi, nello stilare la graduatoria nazionale, non aveva inserito gli analoghi luoghi siciliani della cultura, una dimenticanza dovuta all'autonomia che la regione ha in materia.
Sono ben 7 i siti dell'isola che si collocano nei primi 37 posti delle destinazioni più frequentate da visitatori e turisti in Italia. Ad esempio, il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, che nel 2019 ha superato i 940.000 visitatori, e il Teatro Antico di Taormina, di poco sotto gli 890.000 ingressi, risultano a ridosso del Colosseo a Roma, degli Uffizi a Firenze e del Parco a Pompei. Anche il Parco archeologico della Neapolis di Siracusa, che si colloca con quasi 700.000 visitatori prima del Museo archeologico di Napoli, della Galleria Borghese di Roma, del Parco archeologico di Pestum, della Pinacoteca di Brera e dei Musei Reali di Torino, vede un suo momento di grande rinascita grazie anche ai recenti provvedimenti messi in atto dal governo regionale che ha riordinato il sistema dei parchi archeologici. Nella classifica figura anche il Parco della Villa del Casale di Piazza Armerina, che nonostante le difficoltà dovute alla viabilità per i mezzi turistici che devono raggiungere il sito, sta mettendo in atto una serie di eventi per l'incremento delle visite. La Villa Romana Tardo Imperiale sarà visitabile ad esempio in notturno a partire dalla prossima primavera, con iniziative collaterali che arricchiranno l'offerta turistica. Il Parco di Segesta e il Chiostro di Santa Maria la Nuova di Monreale seguono con circa 300.000 visitatori, attestandosi in una posizione di rilievo nella classifica davanti al Palazzo Reale di Napoli, la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e le Terme di Caracalla a Roma. Anche il Parco archeologico di Selinunte, anch'esso inserito nel nuovo sistema dei parchi regionali con 230.000 visitatori, è nel gruppo dei siti più visitati d'Italia. La Sicilia quindi si inserisce a buon diritto nel novero dei siti della cultura italiana, contribuendo al processo di sviluppo della nazione che certamente deve passare attraverso la crescita legata alla bellezza e al pregio delle nostre testimonianze storico-artistiche. Pubblicate le materie dell'esame di Stato 2020, conferma della seconda materia al secondo scritto con commissario esterno. Vediamo. Ragazze e ragazzi, eccoci qui. Oggi è il giorno in cui conoscerete esattamente le materie della seconda prova. So che le aspettavate con impazienza perché mi avete scritto in tantissimi. Voglio essere io personalmente a dirvi quali saranno alcune di queste materie, le altre le troverete sul sito del Ministero dell'Istruzione. Allora, procediamo. Per una volta voglio cominciare dai professionali e quindi vi comunico che per l'indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione enogastronomia, le materie della seconda prova saranno laboratorio di servizi enogastronomici e scienze e cultura dell'alimentazione. All'Istituto per i servizi per l'agricoltura avrete valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al tecnico per il turismo ci saranno discipline turistiche e aziendali e lingua inglese. Al tecnico indirizzo informatica ci saranno sistemi e reti e informatica. Per il liceo scientifico le materie saranno matematica e fisica. Per il liceo classico greco e latino. Al liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, avrete diritto ed economia e scienze umane e sociali. Per conoscere tutte le altre materie dovrete fare swipe up e poi vi collegherete sul sito dove troverete tutte le altre informazioni. Vi comunico che non ci saranno più le buste, ma ci sarà la vostra commissione che predisporrà il materiale da cui far partire il vostro orale e che valorizzerà al massimo il vostro percorso di studi. Inoltre nei prossimi giorni predisporremo anche dei materiali, anche materiali social, per farvi comprendere esattamente tutti i passaggi che vi faranno fare appunto l'esame di Stato. Ci tengo a dirvi un'ultima cosa, vi raccomando di studiare. Nella mia vita ho sempre studiato e ha funzionato bene, io sono certa che se studierete andrete veramente alla grande. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Un approfondimento delle complesse tecniche relative ai profili dell'usura bancaria si è svolto al Tribunale di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì.
Parliamo di questo incontro oggi qui al Tribunale di Agrigento, tante le tematiche trattate, molto importanti e di grande attualità. Sono tematiche fondamentali intanto per l'economia, perché sono i contratti bancari elementi portanti dell'economia nazionale che erodono quando vengono ovviamente utilizzati dalle banche in maniera impropria e inadeguata, erodono miliardi di euro. Pensiamo ai strumenti finanziari, ai bond argentini, pensiamo alle criticità dei mutui fondiari che spesso colpiscono le famiglie nel bene più prezioso che è quello della casa, dell'abitazione. Quindi il presidio che avvocati e consulenti tecnici contabili devono approntare è proprio finalizzato a tutelare questi interessi fondamentali che sono riconosciuti anche a livello di normativa comunitaria, di carta costituzionale, e lo stimolo che noi studiosi dobbiamo portare nelle aule giudiziarie è proprio quello di spostare gli assetti degli interessi contrapposti utenti bancari e banche verso una equiparazione tra le due componenti e una tutela sempre di chi ha, torno a ripetere, una maggiore debolezza contrattuale e quindi sicuramente il cliente bancario. Ecco, un interessante convegno oggi dove mette in luce le criticità anche e spesso le famiglie, le difficoltà che hanno nei confronti degli istituti bancari che chiaramente sono più forti. Ecco, ora le faccio una domanda: il cittadino come può difendersi dalla sovranità degli istituti bancari? Ci sono degli strumenti appositi per la tutela del cittadino che rimane sempre la parte debole nei rapporti con l'intermediario bancario. Soprattutto abbiamo una larga diffusione di prevaricazioni nel settore del quinto cedibile, come anche quella del prestiti personali. Il cittadino può ricorrere all'arbitro bancario e finanziario istituito presso la Banca d'Italia, soprattutto nei finanziamenti erogati ai cittadini per l'acquisto dell'abitazione o vuoi per l'acquisto dell'automobile o per l'acquisto di altri mezzi, e a volte i tassi di interessi sono esageratamente elevati, sono tassi di interessi che rasentono le soglie di usura. Sono praticati degli interessi composti che sono contrari alle disposizioni dell'ordinamento, che crea delle apposite tutele a tutela appunto del cittadino inesperto. Un interessante confronto oggi per tematiche di grandissima attualità che vedono il cittadino spesso sofferente nei confronti dello strapotere bancario e quindi diciamo voi consulenti, in un certo senso avvocati, cercate di difendere il cittadino, ma si può difendere il cittadino? Allora, la materia è molto complessa, le tematiche sono tante. Oggi noi assistiamo ad un'evoluzione giurisprudenziale e legislativa diciamo molto toccante, che ha aperto dei tavoli tecnici e delle discussioni. Abbiamo una giurisprudenza alternata, perché da un lato vi è una protezione per gli istituti di credito, dall'altro lato si tende pure a tutelare il cittadino nel parte debole del rapporto contrattuale e conseguentemente il lavoro che sta alle spalle di queste problematiche è molto tecnico. Diciamo che il legislatore con gli ultimi interventi, soprattutto in materia di trasparenza bancaria, ha permesso di cristallizzare i rapporti e di creare quell'equilibrio processuale che permettesse alle parti del processo, quindi da un lato le banche e dall'altro lato degli utenti, di fare valere le proprie ragioni. Oggi questo evento organizzato congiuntamente da AIGA, ASSOCTU e ADUSBEF aveva proprio la finalità di evidenziare la problematica relativa ai contratti bancari e soprattutto l'evoluzione della giurisprudenza nell'ultimo triennio. Infatti abbiamo cercato di creare un tavolo tecnico con interessi contrapposti e bilanciati e soprattutto assicurandoci la partecipazione di giudici e arbitri bancari che potessero meglio spiegare quali fossero i risvolti processuali e i nuovi indirizzi della Cassazione.
Sesta edizione della festa dell'Insignito su iniziativa della sezione agrigentina dell'ANIOC, l'Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche. La festa dell'Insignito 2020 è stata arricchita con un premio destinato agli studenti delle scuole medie superiori che hanno realizzato dei temi sulla figura di San Giovanni Bosco e i giovani. Arturo Cantella. Oggi, il 31 di gennaio, abbiamo avuto il piacere ed è la coincidenza della nostra festa per l'Insignito, che ogni anno ripetiamo sempre nel mese di gennaio. Il calendario ci ha suggerito di essere presenti qua e di fare un concorso anche, e di questo ve ne parlerà la nostra cavaliera dottoressa Etta Miliotto, per i ragazzi che hanno svolto un tema su San Giovanni Bosco e i giovani. In qualità di delegata comunale di Favara dell'associazione ANIOC, cavalieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana, io mi onoro di partecipare a questa giornata particolare. Oggi 31 gennaio 2020, San Giovanni Bosco. Non abbiamo potuto fare a meno di ricordare questa figura appartenente alla Chiesa Cattolica, e abbiamo coinvolto l'Istituto Agrigentino R. Politi. I ragazzi hanno partecipato a poter cimentarsi in alcuni elaborati, sono stati scelti, alcuni di loro hanno lavorato molto bene nonostante gli impegni che hanno avuto, e devo ringraziare la professoressa che si è interessata a questo argomento, la professoressa Parello, la preside, la vicepreside e tutti i ragazzi. Oggi pomeriggio, in occasione della giornata dell'Insignito, saranno presenti al Dioscuri, dove verranno consegnati degli attestati e il primo premio al ragazzo che ha effettuato il migliore elaborato. Tra le belle cose del mio passato c'è il fatto di essere stato 3 anni ai Salesiani, quindi mi considero sempre un ex allievo salesiano, e devo dirvi che le cose belle che ho appreso nella mia gioventù e nei 3 anni praticamente in cui sono stato con gli salesiani sono delle cose stupende che ancora mi porto dietro, che ho cercato di trasferire anche alla mia famiglia. Oggi è una bella giornata e ricordare San Giovanni Bosco è una cosa meravigliosa per le giovani e per le grandi generazioni. Vi ringrazio per la manifestazione che avete organizzato. Santo, se pensi tu che rimase orfano a 2 anni e venne educato dalla mamma Margherita, che lo educò proprio bene, ed ebbe un grande amore per la gioventù. Quello che ha fatto San Giovanni Bosco è sempre valido. I salesiani sono stati in tutto il mondo a predicare il Vangelo e a educare la gioventù. Bisogna fare in modo che gli atti educativi di Don Bosco siano ancora una volta al centro degli educatori, perché la nostra gioventù ha bisogno proprio di essere educata. Amen. Anche Agrigento sarà tappa del Giro d'Italia 2020. Il prossimo 12 maggio la città dei Templi aderisce all'iniziativa intitolata L'Italia in rosa, colorando di rosa le colonne del Tempio di Ercole. Con Agrigento si accendono di rosa anche tutte le altre città italiane toccate dal Giro 2020. Le foto sono destinate ai media nazionali per la promozione dei percorsi inseriti nel programma del Giro e sono inserite anche nella galleria ufficiale del Giro d'Italia 2020. Difendere strenuamente il secondo posto è l'obiettivo del Canichetti Calcio, che dopo lo stop imposto al filotto di 6 risultati utili positivi consecutivi per la sconfitta subita a Palermo dalla Parmonval, dovrà subito archiviare l'incidente di percorso e non farsi scavalcare dall'Agragas, mantenendo il secondo posto. Domenica allo stadio Saraceno di Ravanusa, dove il Canichetti disputa le gare interne, arriva il Geraci, squadra ostica che sicuramente darà del filo da torcere alla formazione allenata da Pippetto Romano. I ragazzi si sono allenati in settimana con la massima concentrazione agli ordini del tecnico e del preparatore atletico Daniele Trombino per cercare di neutralizzare il mordente offensivo dei palermitani di Castellanasicula. Oggi doppia seduta di allenamento e domani mattina la rifinitura per concludere il lavoro in vista del match in programma domenica alle 15. Il Geraci viene dal pareggio che sta stretto, la formazione allenata da Grimaudo contro la San Cataldese, e con i biancorossi del Canichetti vorrà a tutti i costi
conquistare la posta in palio per due motivi: muovere la classifica e vantarsi di avere battuto la squadra più in forma del campionato di eccellenza Sicilia, girone A. Il tecnico romano dovrà però fare a meno di Vito Lupo, che è stato espulso la scorsa partita con la Parmonval ed è stato appiedato dal giudice sportivo. Lupo è una delle sicurezze di questo Canicattì, che da quando lo ha ingaggiato assieme a Federico Matera ha sicuramente avuto quello scatto necessario per poter minare alla vetta. Nel frattempo la società, attraverso il direttore sportivo Alessandro Avarello, ha perfezionato l'accordo con Salvatore Filippone e Alfonso D'Andrea, rispettivamente centrocampista classe 2001 e portiere 2003, che faranno parte dell'organico biancorosso a disposizione di mister Romano. Salvatore Filippone arriva dal campionato di eccellenza, precisamente dal Don Carlo Misilmeri. Il centrocampista ha un passato nel Monreale e nel settore giovanile del Palermo. I due giovani si sono già aggregati al gruppo e si stanno allenando per poter essere convocati per le prossime sfide. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.